Eder. Mech. Pallister. Oggi 7 gennaio. Vorrei riferirvi che, a seguito di numerose conversazioni tra le due coppie di amici intimi di Liliana e Sebastiano, una di Romance di Sonzo, Laura Grassi e Giuseppe Gramegna, e l'altra di Comedians, Arturo Risuleo e moglie, ho appreso da Laura Grassi qualche sera fa che durante una riunione conviviale tra le tre coppie, Grassi, Risuleo e Visintin, tenutasi probabilmente il giorno di Ferragosto scorso, la stessa Laura Grassi aveva ascoltato un dialogo tra i coniugi Resinovic-Visintin. Laura mi ha detto che aveva sentito dire dalla Liliana Resinovic la seguente frase: "Oh che vita, che storie che fai che io mi incontro con questa persona, non c'è niente di male e gli do solo una mano." La frase era circa così. Da questa frase si potrebbe evincere che il Visintin fosse a conoscenza di una frequentazione da parte della moglie. Laura non mi ha specificato come è nato il discorso tra i coniugi. Ho parlato anche con Arturo Risuleo di questo particolare dialogo, ma lui non ne aveva ricordo, però è riuscito a collocare questa riunione conviviale tra le tre coppie al giorno di Ferragosto, tramite la propria moglie Ramona, che si ricordava che nel corso di quella giornata si era messo a piovere. Sebastiano Visintin in tutte le dichiarazioni, sia pubbliche che private, fatte anche a me, ha sempre negato di essere a conoscenza della presenza nella vita della moglie di Claudio Sterpin. Aggiungo che ieri, venuto a conoscenza dalla stampa del ritrovamento di alcuni sacchi neri al parco dell'OPP, in occasione del ritrovamento del corpo di donna, avendo incontrato il Visintin, l'ho accompagnato verso il suo portone e ho approfittato del fatto che avesse aperto il portone del suo stabile, per introdurmi con lui e gli ho chiesto di accompagnarmi nel sottoscala adiacente alla sua abitazione perché volevo vedere come erano fatte le loro cantine. Accesa la luce, ho notato che appoggiato su una sedia c'era un sacco di colore nero per immondizia di quelli grandi con sopra un secchio contenente materiale per pulizie. Ho fatto notare che c'era anche questo sacco, ma Sebastiano è rimasto imperturbabile, non ha avuto alcuna reazione, né ha fatto commenti. Dopo l'ho salutato e sono ritornato alla mia abitazione. Preciso che nel mio stabile ed in quello di Sebastiano delle pulizie si occupa la stessa ditta. Da 2 anni circa il rotolone dei sacchi neri per l'immondizia viene custodito nel sottoscala del Civico 2 e non più del numero 4 dove io abito, in quanto è capitato che, a seguito di lavori edili nel mio stabile, la ditta di pulizie, che svolge il suo lavoro ogni mercoledì mattina, si è premurata di spostare i sacchi per evitare che venissero impiegati dagli operai addetti ai lavori. Eventualmente ci fosse bisogno di parlare con i 2 addetti alle pulizie per verificare la consistenza del rotolo dei sacchi, si può contattare l'amministrazione stabili, che si trova a Trieste. Oggi pomeriggio, prima di venire qua, mi sono introdotto nello stabile del Civico 2 di via Verrocchio suonando il campanello di una famiglia che conosco, che mi ha aperto. Preciso che quello stabile non ha il citofono, ma solo i campanelli. Sono sceso nel sottoscala e ho verificato che c'è ancora l'unico sacco, facendo anche una foto. La mattina del giorno 5 gennaio parlando con Claudio Sterpin telefonicamente abbiamo commentato che il parco dell'ex OPP di San Giovanni, da come si evinceva dalle notizie dei mass media locali, non era ancora stato perlustrato per le ricerche di Liliana, come invece altri boschi della zona. Claudio mi chiama almeno una volta al giorno ultimamente, noi ci conosciamo da almeno 30 anni per la comune passione per la corsa. Son venuto a sapere da lui che aveva esternato a voi questa nostra impressione in merito alla mancanza del controllo del parco di San Giovanni. Un'ultima cosa che vorrei riferire mi è stata riportata proprio da Claudio Sterpin. Questa mattina telefonicamente Claudio mi ha detto che Liliana gli aveva riferito del contatto mensile che aveva con il proprietario del suo appartamento. Liliana era un po' infastidita da questo contatto mensile perché non riteneva la persona corretta per motivi del pagamento della locazione, che avveniva comunque tramite pagamento con conto corrente. Claudio mi ha esternato delle perplessità sul proprietario, tale Rocco, perché lo riteneva non molto corretto nei confronti di Liliana. Personalmente so che Liliana pagava circa 600 euro al mese di affitto, come da contratto 3+2. Però Liliana aveva accennato che il proprietario voleva ulteriori soldi in contanti, circa 100 euro, che riscuoteva durante un incontro mensile con Liliana. Quest'ultima si occupava di tutte le incombenze familiari.
Sebastiano Visintin nei giorni scorsi ha invitato a casa me la mia compagna Gabriella, in quanto era in difficoltà a trovare documenti relativi all'appartamento. Il proprietario di casa lo chiamava telefonicamente per invitarlo ad un incontro e lui rinviava sempre. Così abbiamo aiutato Sebastiano a cercare carte ed abbiamo trovato il contratto d'affitto 3+2 ed una scrittura privata tra Liliana ed il padrone di casa, da cui si evince che la stessa doveva dare al proprietario una somma di denaro extra. La mia compagna mi ha fatto notare che Liliana ha lasciato a casa alcuni anelli, che lei ha sempre indossato praticamente ogni giorno. Come si evince dalle fotografie ed alcuni video che ha girato il marito. Gabriella ha trovato strano che lei fosse uscita di casa senza anelli. Sergio era un bravo fratello? Non aveva rispetto verso la sorella. E in merito a quelle famose foto forse fatte alle cinesine, quelle foto porno, che si dice essere negli hard disk dati a Pino e Laura? Oppure forse lì c'erano foto di Claudio con Liliana? Io non devo giustificare le foto che ho fatto, non devo giustificare se ho fotografato Steppino o no. Non lo devi giustificare, allora potresti averlo fatto. Io a loro ho fatto solo una foto, una. Quando Liliana, secondo me, si è resa conto di essere in un imbuto, pressata, non era quello che voleva lei. Avevamo, come noto, deciso di andare in Brasile. Avevamo anche parlato con l'agenzia che è stata sentita, anche i nostri amici del Brasile sono stati sentiti e nessuno ci crede. Dove vado, la gente mi è fermata, ma tutti mi dicono le stesse cose. Sebastiano, non ti preoccupare, siamo tutti con te, siamo sicuri che questa persona sta lavorando di fantasia. Lui la stava baraccando quel giorno e lo dimostra anche quei 4 messaggi che lui ha cancellato prima di andare in questura. Evidentemente lui era a conoscenza di qualcosa di veramente drammatico. Primo caso di braccata masochista che invece di fuggire telefona per 16 minuti al suo aguzzino. Lì forse è entrata la discussione, perché parlare per 16 minuti, lui ha tentato in tutte le maniere di magari convincerla, di dirgli qualcosa, però lei non si è fatta più trascinare da questo. E poi quella telefonata delle 8:22 secondo me è stata dirompente verso di lui, che probabilmente gli avrà detto qualcosa. Lei è uscita di casa veramente furibonda, disperata, tutto quello che vuoi, ma secondo me può essere che magari loro si sono incontrati, si siano visti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.